Buongiorno a tutti, ben arrivati al nostro secondo appuntamento. Assieme a me a condurre questa intervista ci sono Luca e Moreno, con Ivan alla regia, in rappresentanza di tutta la redazione. L'ospite di oggi è nata in Svizzera e cresciuta in Basilicata, a Sant'Ilario, ma da 23 anni vive in Friuli, dove ha trovato la sua seconda piccola patria e imparato la marilenghe, meglio di tanti autoctoni. Ha scoperto il suo talento nel bar che gestiva a Tarcento. Adesso fa la cabarettista a tempo pieno, riempie le piazze e i teatri un po' in tutto il Friuli e le sue incursioni video nelle TV locali e sui social lasciano sempre il segno. A distanza minima, oggi incontriamo Caterina Tomasulo, in arte Catine, la prima e unica cabarista friullucana. Grazie di essere qui con noi. Grazie Partiamo. a voi, ciao Daniela, mandi a tutti, ciao Moreno, ciao Luca, ciao a tutta la redazione. Cimussino. Bene, bene, grazie Caterina. E a noi interessa conoscerti un po' di più e quindi partiremmo subito con le nostre domande che faranno scoprire un po' anche altri aspetti della tua personalità. Quindi partirei io facendoti questa domanda. Quando ti sei trasferita dalla Basilicata, hai scelto il Friuli per caso o per scelta? Come sei arrivata qui? Se ci puoi raccontare. Certo, volentieri. Allora, io avevo un'amica in Friuli, si chiama Rita Menon e abita a Gonars. Ci siamo conosciute quando io avevo 15 anni, frequentavo la scuola alberghiera laggiù in Basilicata. Abbiamo fatto una stagione insieme a Bibbione. Lei arrivava da Gonars, io arrivavo dalla Basilicata, ci siamo conosciute lì e siamo rimaste in contatto per tanti anni e siamo ancora in contatto. Quindi quando io ho deciso di fare la valigia per cercare lavoro, io non ho pensato al Friuli subito, io ho pensato alla Svizzera, dove sono nata, dove ho ancora tanti parenti, cugini, amici. Ho cercato di lavoro lì in Svizzera, però prima di andare in Svizzera sono passata a trovare Rita in Friuli. Allora lei mi ha detto, d'accordo, tu vai in Svizzera a cercare lavoro, però se vuoi io ti aiuto da qua, metto degli annunci. C'erano Città Nostra, Bancarella, tutti questi giornali che pubblicavano annunci gratuiti e lei li ha pubblicati mentre io cercavo lavoro in Svizzera, cosa che non ho trovato. In Svizzera dovevi fare il permesso C per avere un lavoro, per avere il permesso C dovevi avere un lavoro, sicché il cane si mordeva la coda. Allora però intanto in Friuli avevano cominciato a rispondere a questi annunci. Allora Rita mi ha detto, senti, se lì non trovi niente, vieni qui, che qui cominciano già a rispondere. E così sono arrivata in Friuli e ormai sono non 23, ma ben 26 anni che sono qui. Sono rimasta incastrata qui. Tan ben che mai, tan ben che mai. Sì. E che differenze hai trovato tra i friulani e i lucani? Ah beh, delle grandissime differenze in tutto, già i colori del paesaggio, in Basilicata è tutto giallo, noi abbiamo grano, frumento, tutta gialla la Basilicata. Sono arrivata in Friuli che c'è questo verde meraviglioso che quasi ti schiaffeggia quando arrivi col treno. Poi tutte le cose gli stereotipi su quelli del sud e quelli del nord, che hanno comunque un fondamento di verità. Per esempio, non so, noi siamo un po' più per strada, trovi le ape, i motocarri che vendono la frutta, che urlano col microfono. La gente è molto più un po' cacciarona, no? Invece gesticoliamo molto, invece qui sono molto più fermi, più
Poi ho notato, per esempio, nel bar, noi beviamo il caffè nel bar la mattina, invece io sono andata in un bar e tutto ordinavano tranne caffè, allora il grigio verde, la sgnappe e il thai. E io dicevo, ma qua è possibile nessuno ordina caffè? Uno solo ha ordinato caffè e subito dopo ha detto corretto stravecchio. Allora mi sono, però poi ho capito perché, sai, perché appena sono scesa dal treno io ho trovato un umido pazzesco, perché questo verde bellissimo è perché c'è umidità, e allora ho capito perché si beve la grappa prima mattina, è un antiruggine. Infatti. E poi anche il modo di intendere il lavoro, per esempio, a me mi avevano detto che i friulani sono dei grandi lavoratori, mi dicevano sono come i tedeschi, hanno in testa solo lavoro, la casa, il lavoro, la casa. Però io stando con loro poi ho capito che non sono come i tedeschi, lavorano di più dei tedeschi, perché i tedeschi vanno anche in ferie, riempiono le spiagge, si concedono le ferie, il friulano non fa mai ferie. Se vede qualcuno che è andato in ferie, vede un cartello chiuso per ferie, il friulano subito commenta, si vio che non hanno bisogno, e sono masse passuse e hanno già fatto i bes. Io è vero, io è vero. Tante Ade- differenze, tante. ecco. E adesso passerei la parola a Luca, che ti fa altre domande. Dimmi Luca. Come ha imparato così bene il signoramo? Io ho fatto una buona scuola e ho avuto dei buonissimi insegnanti. Io dico sempre che ho una laurea in scienze ambientali perché ho sempre lavorato negli ambienti, e cioè ristoranti e bar. Ho fatto le superiori in ristorante e l'università al bar. Mentre il ristorante si parla anche in italiano, invece nel bar si parla sempre in friulano, poi in bar passa chiunque, passa tutti i tipi di persone, dalla mattina alla sera, e quindi si sentono tutte le sfumature, tutti gli idiomi, anche le differenze fra friulano e friulano, per esempio quelle di Gemona, che invece di dire eie eie dicono eie eie, oppure quelli di Buia che dicono non è possibile che Sofia sia di più stupidi suoi pari, hanno questa e piano piano impari a riconoscere i vari accenti, e io ho imparato il friulano senza neanche accorgermene, sinceramente. Ho cominciato a parlarlo e basta. Così, il bar è stata la scuola. Un ascolto sopraffine allora. Eh sì, allora io un po' all'ascolto sono predisposta, da bambina ho sempre avuto un orecchio che andava per conto suo, io dico un orecchio con la partita IVA, anche se io giocavo per conto mio, l'orecchio ascoltava quello che c'era intorno. Però nel bar questa cosa si perfeziona perché tu devi anche vedere con le orecchie. Quando sei sempre girata verso la macchina del caffè, che giri le spalle ai clienti, devi sapere comunque quello che ti succede in giro, e allora impari ad usare bene le orecchie e con quello sai cosa ti succede alle spalle. Sempre la scuola del bar, sempre quello. Vai Luca. Quando ha capito che il signoramo era una risorsa dal punto di vista teatrale? Ecco, allora io ho cominciato a fare teatro con una compagnia del posto, con la Gotte di Segnacco, che mi hanno tirata dentro così con loro, e ho cominciato a fare teatro in friulano proprio. Mi hanno dato una parte, mi hanno dato un copione che era un monologo perché non potevo andare sempre a prove, no? Ero sempre impegnata col bar. Mi hanno dato un copione da solista ed era una vedrane frullane, ma una vetrana del dopoguerra, anni 50, quindi che parlava un friulano di quelli antichi, con termini che neanche non si trovano più. Io ho cominciato con questo teatro in friulano. Infatti mia mamma quando ha sentito, perché le ho mandato il DVD, no, col primo personaggio, guarda mamma, mia madre mi ha detto ma che ti hanno fatto una fattura, che lingua parli? Pensava che fossi posseduta.
Allora, ho cominciato così, col friulano. E poi sono nati altri personaggi, sempre in friulano, sempre vedrane, insomma è nato tutto il WWF, tutto un filone di teatro in friulano. Dopodiché, un giorno, sempre tramite la Gotte di Segnaco, ho partecipato a un concorso in provincia di Terni. Si doveva scrivere un copione e un monologo dove si parlava magari di temi sociali, ma che facesse anche un po' ridere. E allora io ho raccontato il mio viaggio in Friuli, tutto quello che ho trovato, le differenze, i colori, il cibo, i sapori, e alla fine sono arrivata a raccontare la lingua. E quando io ho cominciato ad andare nel dettaglio della lingua, cioè io ho cominciato dicendo, ma mi sembrava africano, no? Quando sentivo Hutu o no Hutu, sembravano due africani. Quando sentivo che lì all'altra e come alla di là, alla via, sembrava arabo, qui sa la che là di là che là. Allora ho cominciato dicendo queste due cose, ma volevo far ridere, ma non mi aspettavo che si aprisse questa porta che si è aperta. Io con quel piccolo pezzo sulla lingua ho vinto il Festival di Attimi di Cabaret, ecco, per dire, ha colpito moltissimo. E lì ho capito che la propria lingua, vista da fuori, da uno che non è di lì, è vista in una maniera differente e fa ridere, risulta simpatica, scopre dei lati che tu, parlando ogni giorno, non li vedi. E lì ho capito che era una risorsa e mi sono messa a studiarla a fondo e non ho ancora finito perché è tanto ricca questa lingua. Vai. Andiamo con la... Vai Luca. Anche con la lingua italiana è possibile giocare come lei fa considerando che la lingua particolare. Sì, sì, sì. Beh, poi chiaro, si innesta il meccanismo e comincia a fare le pulci anche a tutte le altre lingue, compreso il nostro dialetto. Anche col mio è possibile giocare, infatti ci ho trovato, anche nel mio dialetto, ci ho trovato dell'inglese, ci ho trovato del cinese. Cioè, allora, premetto che nessuna lingua è ricca come il friulano, ci tengo a dirlo perché è vero. Però ho trovato anche nella mia lingua, per esempio, ti faccio un esempio, no? Nel friulano ci ho trovato tanto cinese, perché quando, sai, va al mercato la signora e chiede l'uva e l'aglio, dice, ah tu hai, no, ue no hai, ni ue ni hai, ci mai, non sai, sembra tutto cinese. Però anche nel mio dialetto, noi per esempio, la parola bianco, noi diciamo yang. Yang è come il cinese, sai che c'è il yin e yang. Se noi dobbiamo dire dentro è bianco, noi diciamo ind e yang. E quindi sa di cinese, no? Poi per dire io ho 5 asini bianchi, noi diciamo teng ching chu chiang. Ed è cinese. E quindi ho cominciato a scavare anche il mio dialetto così per divertimento, ma comunque tutte le lingue hanno i loro lati divertenti, le assonanze, le cose che ti fanno divertire. Tutti ce l'hanno, ma il friulano è speciale, è più. Bene, adesso darei la parola a Moreno che ti fa altre domande. No. Allora, cominciamo. Sì. Come quando ti è nata la passione per il teatro? Allora, da bambina, io quando abitavo a Sant'Ilario, erano quella volta 250 persone, adesso ne sono rimaste una settantina. E da bambina piccola io ero tutta riccia e bionda che sembravo la Pemaia, così, una specie. E mi piaceva recitare, tutte le recite della scuola erano le mie, facevo la presentatrice, poi facevo l'arlecchino, mi cambiavo e facevo un'altra cosa, ero molto portata per la recitazione, però fino agli 8-9 anni, dopodiché, sai, cominci a crescere, vai alla scuola media,
sono diventata timida, non ho fatto mai più nessuna recita, quindi me lo sono come messo via, dimenticato come attrice. Invece ho sempre seguito il teatro comico da spettatrice, mi è sempre piaciuto il teatro comico perché l'umorismo è una forma di difesa, ti aiuta ad alleggerire un po' la vita. Poi, quindi 30 anni dopo, e da piccola facevo sempre l'angelo perché ero riccia e bionda e mi facevano fare anche l'angioletto. Invece poi, dopo 30 anni, venuta qui in Friuli, ho trovato questa compagnia di Segnaco che mi ha tirato dentro e quindi dopo 30 anni sono arrivata sul palco. Il mio destino mi ha aspettato qui, si vede che era quello il mio Era destino. destino, era destino. Sì, secondo me sì. Non ho fatto nessuna scuola di recitazione perché figuriamoci a Sant'Ilario non c'era niente, zero. Però vedi, il modo per arrivare al teatro è arrivato lo stesso. Però Sì, dopo 30 anni, prima facevo l'angelo e dopo ho fatto la vedrana. credi. È andata così, da angelo a vedrana. E poi da lì È è un, partito tutto. un bel passo in avanti. Un bel passo in denaro, puoi dirlo. Un bel passo in denaro. Però mi piace, mi piace. Mi piace mettermi nei panni degli altri, in realtà questo che mi piace, no? Mettermi nei panni anche di persone magari molto lontane da me, però quello di riuscire ad essere più persone mi piace. Allora, Quindi, ti capita di utilizzare la palestra del bar per testare battute che poi, eh, diciamo che poi che avresti portato negli spettacoli. sì, ma per me il bar è una grandissima ispirazione, lo porto sempre nei miei spettacoli. Le battute che sentivo nel bar, io le ho tutte in mente, tante volte le porto sul palco, perché nel bar si impara la lingua quella del popolo, quella parlata proprio dalla gente comune, che ha delle espressioni colorite che se impari, se vai a scuola di friulano non le impari, impari altre cose. E nel bar senti queste espressioni simpatiche che hanno, per esempio, quando dicono fammi un spritz senza aghe, no? Vogliono un tagliere, un spritz senza aghe, oppure per chiederti dove è il bagno ti chiedono la si va alla spandiaghe, no? Sì. La si va alla disbevi, questo mi è sempre piaciuto, che si beve e poi si disbeve, no? Sì, sì. Certo, lo porto il bar sempre nei miei spettacoli, guai se non ci fosse stato il bar, non potrei fare quello che faccio adesso. Quindi la ringrazio. Abbiamo una domanda da Diego che ti dice a proposito di teatro, tu hai vinto un premio per un monologo sull'emigrazione. Pensi che il teatro possa in qualche modo avvicinare culture e favorire una reale integrazione? Certo, ne sono convintissima, convintissima, specialmente sì, il teatro in generale, ma anche proprio la risata, l'umorismo, il teatro comico. Certo che può avvicinare culture, perché quando tu ti avvicini però deve esserci sempre una grande curiosità, non si deve avvicinare a un'altra cultura con sospetto, con paura della diversità, ma sempre con curiosità, sempre con la mente aperta. E questo porta alla risata, per esempio se io ti prendo in giro per la tua lingua, ci facciamo una bella risata, si aprono delle porte, ci si conosce, ci si avvicina. E dopo tu questo lo porti in teatro, sul palco, qualcuno ci si riconosce ed è un effetto, un circolo virtuoso che porta vicinanza, toglie la risata, toglie la paura, non bisogna avere paura delle diversità, perché tante volte si ha paura, invece le nostre diversità sono proprio la nostra ricchezza, però appunto ci deve essere sempre questa curiosità e non paura. Il teatro sì, è un grande veicolo di cultura e di vicinanza e di integrazione, sì.
Beh, molto interessante l'elemento della curiosità, no? Che ci sottolinea, perché effettivamente nella vita bisognerebbe essere sempre curiosi, no? Sì, come i bambini, come i bambini. Ecco, come i bambini, infatti. Sì, sì. Io Vai. faccio le tre C di catene. Curiosità, dalla curiosità viene la conoscenza e dalla conoscenza viene la cultura. Ecco, e questo avvicina le persone, fa vivere meglio. Vai Moreno. Allora, c'è qualcuno che l'aiuta nella stesura dei testi o nella ricerca linguistica? Allora, io faccio, diciamo così, la maggior parte del lavoro lo faccio da sola, con le mie esperienze, mi scrivo i testi, però non si fa tutto da soli, ci sono sempre gli altri che ti aiutano. A me mi aiutano parlando fra di loro. Io ormai mi sono messa in quella che sto sempre ad ascoltare. Mio cognato mi ha detto l'altra volta, tu sei come cosa detto? Come il falcut, tu sei come Sì, il falcut, con l'attenzione, no? Io frequento una famiglia dove ci sono le persone anziane che tirano fuori di quei termini che tu non hai. Io mi faccio di quelle risate, le ascolto e mi segno tutte le cose interessanti che sento e poi vado a casa e le elaboro. Quindi il merito è tutto vostro perché voi parlate in questo modo. E quindi niente si fa da soli, le cose si fanno insieme e quando si fanno insieme vengono meglio, perché ognuno ci mette il suo. Adesso è una domanda un po' interessante. Dai, Trovi stereotipi simili che caratterizzano le donne lucane e friulane? gli stereotipi, allora, gli stereotipi sono quelli, no, fra nord e sud. Per esempio, questo non è uno stereotipo, però, nel bar le donne in Basilicata non ci vanno. No, specialmente le donne di una certa età. Adesso cominciano i giovani ad andare magari a fare la colazione, le giovani, mia sorella, ma le donne anziane tu non le vedevi, non le vedi. Invece io nel bar avevo queste signorette di 70, 80 anni, belle, col rossetto, con i capelli bianchi. Mi sono innamorata a colpo di queste, perché è entrata una Mariutte che adesso non è più fra noi. Lei è entrata e mi ha detto, ho sino in quattro befanis, Isaro un po' per no. In quel momento io mi sono innamorata di quel genere di persone e che le avevo ogni mattina, loro ogni mattina venivano a bersi il caffè, facevano la chiacchiera, si trovavano al mercato, carinissime, e questo in Meridione non lo vedi, e quindi io mi sono innamorata subito di loro. E poi altri stereotipi, le donne meridionali sono, sì, sono un po' più tinte, invece la donna friulana parla tantissimo, mentre l'uomo friulano parla poco, dice tutte le cose corte, c'è molto, come vonde, è finita lì. Siamo stati un che vabbè, la donna friulana parla tantissimo, parla tanto. E sono tanti, se volete stiamo qui tutta la sera a dire. Comunque, così ho dovuto riprogrammare tante volte la mia testa ed è stato bello, interessante. Dai, fammi un'altra domanda importante. Allora, sempre sul filone delle donne, ti voglio chiedere se pensi che ci sia una comicità di genere e se sì, quali sono le differenze fra comicità maschile e femminile? Beh, certo, ci sono le differenze di genere, ovviamente. La donna vede la vita tutto in un altro modo di come la vede l'uomo. E questa è la bellezza. Tu senti un comico maschio e che ti dice che la femmina è così, colà via, non le capisce, non sai ciò che vuol bene.
Ecco, senti la comica femmina e ti dice, oh, l'omp non lo capisco, l'omp è così, e fa così. Diciamo che la comicità è universale, quando si parla di differenze, smontando gli stereotipi e cercando di sorridere di questi stereotipi, quando la comicità arriva dove deve arrivare, che sia maschile che sia femminile, è comicità, è comicità. Questo io penso. Ognuno vede il mondo a modo suo, le donne lo vedono diverso. Sì, dal loro punto di vista. Sì. E per quel che riguarda le attrici comiche, ci sono delle attrici a cui ti ispiri o comunque che apprezzi in modo particolare? Oh sì, ce n'è tante, ce n'è tante. In primis la Anna Marchesini, la grande Anna Marchesini. Mi piacciono tanto, mi è sempre piaciuto il teatro comico da Franca Valeri, Bice Valori, quelle di la Luciana Littizzetto, la Virginia Raffaele, una bravissima, Paola Cortellesi. Abbiamo tante comiche donne molto brave. Queste sono le Guzzanti, anche Sabina Guzzanti, Caterina Guzzanti. Poi aspetta, vediamo, che non voglio dimenticare nessuno. Comunque queste che ti ho detto, specialmente la Virginia Raffaele, la Paola Cortellesi, che sono capaci di trasformarsi, sono bravissime. Poi la Littizzetto è un guru, ormai è diventata il guru di tutte le vetrane del WWF. Sì, mi ispira tanto anche a loro. Sì. L'Anna Sì, Marchesini, hai citato delle donne che fanno comicità che sono molto interessanti e danno veramente le loro sfumature con tanto talento, no? Cioè, vedi come investono il loro talento come canale espressivo sì. facendo della comicità. Domanda esterna, come ti sembra il panorama teatrale friulano? Molto ricco, io non mi aspettavo tutta questa ricchezza, veramente è una regione piccola e sorprendente sotto tutti i punti di vista, paesaggistico, di linguaggio, ma tante compagnie teatrali non avrei mai pensato, tantissime io. Ho cominciato con quella di Segnacco, però poi conosci tante altre realtà e sono tantissime, ma anche musicisti, il panorama culturale friulano è ricchissimo, solo che non è considerato, non so perché. Perché sì, la lingua napoletana, vedi, non tutti la capiscono, però va ed è pubblicizzata. La lingua friulana ha la stessa potenza, però non viene accolta dal resto dell'Italia, secondo me ingiustamente. E così anche i musicisti, quando io avevo il bar, avevo una terrazza dietro il bar, dove facevo delle serate, prima di cominciare col teatro, serate musicali. Chiamavo jazzisti, da me sono passati i migliori jazzisti del panorama friulano, Mauro Costantini, Daniele D'Agaro, Nevio Zanninotto, ma bravissimi, bravi, però non so, a livello nazionale il Friuli non è così riconosciuto, non lo so perché. Comunque grande ricchezza culturale in Friuli, molta varietà. In una regione così piccola è bello. Sì, una regione ricca. Molto E se dovessi esprimere quali sono i limiti, se ci sono, del teatro dialettale? Ci sono dei limiti, secondo te? Il limite può essere solo che non ti capiscono. Dove non ti capiscono, quello è un limite. Per esempio, io ieri sono andata a Piancavallo, dove sono appunto più vicino al Veneto, vicino a Pordenone, dove sì, capiscono il friulano, però parlano il meneghel, il dialetto di Pordenone. Mi sono accorta, per esempio, io ho fatto una battuta su il fatto che all'inizio pensavo che Cadonghie fosse un paese, perché tutto succedeva a Cadonghie, quello l'ho preso a Cadonghie, che la lesta a Cadonghie. Io pensavo che fosse un paese
ho detto portatemi a Cadonghie una volta, no? E loro, ma dove dobbiamo portare? A Cadonghie, ma tu là? Allora ho detto, vuol dire che c'è Cadonghie di sopra e Cadonghie di sotto. Però non ho pensato di tradurre che Cadonghie vuol dire qua vicino. E quindi quando ho finito, che abbiamo parlato, poi io mi fermo sempre a parlare col pubblico, una ragazza mi ha detto, io però quello di Cadonghie non l'ho capita. Capito? E questo toglie alla battuta, se non capisci che vuol dire qua vicino, muore tutta la battuta. Quindi questi sono i limiti del teatro dialettale. Per il resto però l'espressione dialettale ha molta più potenza dell'italiano, cioè rende una frase detta in dialetto o detta in lingua friulana, rende molto di più, ha più forza. Più resa. Adesso riderei la parola a Moreno. No. Vai. Quando a 15 anni ti sei iscritto all'istituto alberghiero, come vedevi il tuo futuro? Ce l'hai mai immaginato così? Bravo, che bella domanda che mi hai fatto. Non avrei mai immaginato di finire a far ridere in Friuli Venezia Giulia. Questo proprio non me lo sarei mai immaginato. Allora ti racconto questo. Io ero molto brava a scuola, molto brava in tutte le materie, specialmente in matematica. Mi piaceva la matematica perché mi piacciono le cose ostiche che devi andare a scavare per ricavarti le cose. E allora ero molto brava e mio padre, con anche tutte le insegnanti della scuola media, volevano mandarmi uno al liceo scientifico, uno al classico, mio padre voleva a tutti i costi che io facessi la ragioniera, che io avevo orrore di questo mestiere, non lo so perché, non mi vedevo ragioniera per nessun motivo. E insomma mi sono sentita talmente pressata da tutti quanti che alla fine ho detto basta, io scelgo la scuola alberghiera, così vado a fare le stagioni, vado alle stagioni invernali, alle stagioni estive, sai, a 15 anni hai voglia solo di andare via, in qualunque posto, purché andare via dal tuo paese, ti sta tutto stretto, no? E così ho fatto ho studiato per sala e bar proprio, di cameriera e barista, quindi io il mio futuro, ho scelto questa scuola per ribellione, ma nel mio futuro vedevo, non lo sapevo quale sarebbe stato il mio futuro, magari di cameriera, di barista, ma mai di una che fa ridere in Giulia. Molto bizzarro. Forse è meglio che non hai fatto la ragioniera. Meno male che non ho fatto la ragioniera, perché a questo punto potrei essere anche una commercialista e avere un calcolatore al posto del cuore. No, va bene come è andata Sì. benissimo. La mia predisposizione la metto tutta qui. Per esempio nella lingua friulana ho dovuto scavare dietro per trovare tutto questo tesoro. Come nella Non è matematica. semplice. Non è semplice perché all'inizio sembra criptata. Che sono bei crux. Se mai? Che sono bei crux. Ah sì, tanti svolti se mai hai crux. I figli sono freschi, ma i funghi sono frais, folk che trai, crux. Però tanti svolti se mai hai anche inglese. My very way, very you. Hey. Avete tutte le lingue del mondo in questa lingua, tutte. Allora, Sembrate anche indiani d'America qualche volta. Sì. Toro seduto. La porta è wicca e chiama al wacche, è toro seduto, Così va andata. Allora, vado avanti che non mi viene a ridere. Ah, non devi ridere. No, sì, ma dopo mi viene a ridere ora. Ok, Allora, vai avanti. cattive in cucina. Sì. Come te la cavi con i fornelli? E dopo cosa ti piace fare? No, sono abbastanza, non sono una cuoca eccellente, però sono brava a fare i piatti con quello che ho, sai, a impastire dei piatti anche saporiti, così mi dicono. Sì, sue. Però, sì, ma vengono buoni però, ho un modo di residui di carne, ho una pasta, faccio
sono abbastanza. Però una volta ho provato a fare il frico, è stato un disastro totale. Ho provato, ero con la mia amica argentina, quindi una terrone, un'argentina che fa il frico friulano. A un La certo punto ci barzelletta, siamo no? trovati, boh, guarda, un disastro, con tutto questo olio che si era formato sotto e noi non sapevamo come che si doveva sciogliere. Abbiamo provato a girarlo, ci è andato per tutta la cucina. Insomma, io ho fatto un desio e non ci ho provato mai più. Adesso vado a mangiarlo in trattoria. Per il resto me la cavo abbastanza bene. Se vieni a casa mia ti faccio mangiare bene. Ah, Sì, bene, sì, bene. tranquillo, tranquillo. Non chiedermi il frigo, però tutto il No, no. resto te lo faccio. Cose fatte. Domanda da qualcuno che ci guarda: a quale dei suoi personaggi creati in tanti anni sei più affezionata? Ah, questo è difficile perché è come dire a quale figlio sei più affezionato. Sono affezionata a tutte le vetrane perché tutte hanno qualcosa di me. Certo, poi ci sono quelle che porti più volentieri in giro, per esempio Samantha del WWF, che lei è così, è socievole, allegra. A lei la porto spesso in giro nei miei spettacoli, perché è quella che fa più, è quella più frizzante, diciamo così. Però a tutte sono affezionata, oddio, alla Perpetua, alla Alice, sono tutte un pezzettino di me, tutte hanno qualcosa di me. Vai Luca. Sì. Mi si accende la Qual luce. è, Luca, qual è il tuo certo filano preferito? ah, che domanda difficile. Comunque il frico, sai. Il frico. Io appena l'ho mangiato la prima volta mi sono innamorata di questo piatto perché era così croccante, cioè, sai, sopra tutto abbrustolito, dentro tutto filante, mi ha fatto innamorare subito, solo che con l'età poi diventa difficile digerirlo. Adesso la sera non si può, se no viene a trovarti il cinghialetto, si mette qui sullo stomaco e ti guarda così. Sì. Allora bisogna stare un po' più attenti, però poi mi piace anche il salam palaset, mi piace tantissimo con quella cipolla sopra. La polenta brustolita mi piace tantissimo. Io che sono abituata a mangiare il pane, noi abbiamo il pane, non abbiamo la polenta. Ma la polenta come la fate voi mi piace tantissimo, la brustolita col formaggio e mi piace, avete buon cibo anche voi. Leggero ma buono, buono. Cattive, brillantive, che rapporto ha con il vino? Se ne intende? Quanto mi piace, che belle domande che mi state facendo. Guarda, vi ringrazio di questo. Allora, rapporto col vino. Noi il vino ce l'abbiamo in Basilicata, abbiamo l'Aglianico del Vulture, un vitigno autoctono che è un vino buonissimo, molto strutturato, ma non abbiamo, cioè in ogni casa c'è il vino, ognuno si fa il suo, ma non abbiamo la cultura, per esempio, del taglietto al bar. Tu nel bar da noi non troverai nessuno che chiede un bicchiere di vino, al massimo un prosecco, ma gingerini, crodini. Invece qui io ho trovato queste enoteche che io non avevo mai visto un'enoteca in vita mia, questi luoghi di culto, perché sono dei luoghi di culto, con le luci basse, i tavolini a forma di botte, ti portavano questi vini buoni, questi vassoi di formaggi affettati. Io mi sono innamorata anche di questo, subito la cultura del vino l'ho presa subito in simpatia, perché poi dei vini buonissimi, mica solo, noi abbiamo solo l'Aglianico, ma qui Merlot, Cabernet, il Merlot, il Tokai, il Sauvignon, ognuno ha il suo vino. Tanti, tanti tipi di vino che a cercarli tutti e alla fine si andava anche un po' storti a casa, eh. Però mi sono affezionata, io al bar bevo solo vino, bevo vino.
Perché bevi un gingerino e non zuccheri e coloranti, sarà migliore un Thai di vino, no? Più sano, più genuino. Ecco, sono diventata una grande estimatrice di vino. Grazie a voi. Da sempre, da Luca, Cicciarelli, da Suste. Allora, fino a 2 anni non avevo neanche un capello, avevo una peluria giallina qui come un pulcino e mia madre era preoccupata, adesso me lo dice lei. Poi verso i 2 anni, 2 anni e mezzo mi è venuto fuori un cespuglio tutto riccio e tutto giallo, era giallo come il grano e li ho avuti sempre dai 2 anni, tutta la vita ho avuto i chiavi a suste e ce li ho ancora, corti ma sono ancora a suste. Per fortuna perché così il parrucchiere lo vedevo 2 volte all'anno, non ho speso tanti soldi dal parrucchiere. Ecco, sono molto comodi le suste, molto comode. E forse fanno anche un po' da antenne a ricevere tutti i messaggi, Infatti. sicuramente, i transistor. Dentro di te, immaginiamo che tu abbia un po' della Svizzera, un po' della Basilicata, un po' del Friuli. Sì. Quali elementi vuoi mettere in evidenza di questi 3 luoghi che fanno parte di te e della tua vita? Sì, allora io mi sono sempre chiesta, il destino, sai com'è, no? Tutte le cose accadono per un motivo e io mi sono chiesta, ma 6 mesi di Svizzera, perché io sono nata in Svizzera, ma quando avevo 6 mesi i miei sono ritornati in Basilicata, quindi io della Svizzera non ho ricordi, non ho niente e mi sono chiesta come mai questi 6 mesi di Svizzera. Adesso ho capito, mi servono, è stato l'imprinting per mantenere un po' di neutralità in tutto il casino che è successo dopo. La Basilicata, poi il friulano con 1000 lingue, il lucano, capisci? Io magari sarei andata un po' fuori con la testa, invece siccome sono nata in Svizzera mi ha incanalato bene, finché non scade la garanzia, dopo non so fino a quando me lo porterò questa neutralità. Poi adesso dentro di me c'è tutto un misto di meridionale e settentrionale, per esempio di meridionale ho conservato il caffè. Ecco, io devo avere il mio caffè senza la mia moka, mi rifiuto di avere la macchinetta di George Clooney, ho sempre la moka, da vera meridionale, e la mattina senza la mia moka io non esco nemmeno di casa. Questo proprio per tanto meridionale. Poi di settentrionale ho preso tante cose anche da voi, per esempio questa cosa da noi si entra in casa degli altri così, si viene e si entra, si bussa, invece qui prima telefoni, ma è giusto, perché uno può trovarsi nudo a casa che fa i suoi fatti e ti arriva qualcuno, allora si telefona prima, posso passare, sai, mi dà fastidio l'invadenza. E poi anche a livello alimentare mi sono nordizzata abbastanza, perché per esempio da me la farina di farro, la farina di kamut non è che si trovano, noi abbiamo il pane di grano e basta. E io invece qui a casa ho il sale dell'Himalaya, che mia madre quando viene a casa mia dice, ma questo mi ha detto hai solo sale dell'Himalaya? Ha sbagliato a dire, di maiale. Poi ho la pasta di farro, la pasta di kamut, la pasta di riso. È venuto anche a trovarmi un mio amico che è proprio di Sant'Ilario con suo figlio, bambino piccolo, e voleva fargli un po' di pasta a sto bambino. E cercava un po' di pasta, mi ha detto, ma non hai un po' di pasta normale in casa? Non dico 00, ma anche uno 0 solo. Possibile che qua non si trova una pasta normale? Ecco, in questo sono più nordista. Diciamo che adesso sono un mix di Friuli, Basilicata e tutto quanto, e grazie alla Svizzera riesco a tenere l'equilibrio per adesso. Bene, leggiamo un'altra domanda che ci arriva. Come ha vissuto il periodo di isolamento legato all'emergenza coronavirus? Che impatto ha avuto sul suo lavoro?
Noi teatranti siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, quindi come impatto lavorativo è stato tremendo. Ci siamo ritrovati tutto a un tratto disoccupati e basta. Io all'inizio pensavo di chiedere lavoro in un bar, però poi hanno chiuso anche i bar e sono rimasta a casa. Però appunto dove non c'è niente da fare, devi fare quello e basta, come eravamo noi, devi stare a casa, altro non puoi fare, allora lì scatta l'istinto di sopravvivenza. Ho detto, ho qui un parco giochi che non finisce più, migliaia di parrucche, vestiti, cose. Dico, faccio dei personaggi, li posto su Facebook e così tengo il contatto anche con il pubblico. Ho cominciato così, con dei video a pubblicarli e ho visto la risposta. Tutti mi rispondevano che bene, non vedo l'ora che arrivi la sera per vedere questi 5 minuti, per farmi 2 risate. E allora ho detto, ok, allora io continuo a giocare. Ho giocato tutto il tempo, con le parrucche, con i vestiti, con la lingua friulana. Una volta facevo l'insegnante d'inglese, un'altra volta quella che parla solo con gli intercalare, bon, così, possibile, allora sì, bon, la perpetua, e sapendo che c'era gente che aspettava di là chissà cosa ci fa oggi, allora questo mi stimolava a fare cose nuove e così non ho ceduto all'angoscia perché ho spento la televisione, ho fatto lo struzzo proprio, lo struzzonismo ho fatto. Ho chiuso la televisione e ho ascoltato solo la radio perché ho detto se no mi angosciavo e angosciarmi non avrei risolto niente, no? Invece così mi sono tenuta su di morale, ho tenuto su di morale gli altri e così ce la siamo portata fuori in maniera dignitosa. E poi con tutti questi personaggi adesso ho fatto un DVD e li ho raggruppati tutti lì dentro, è venuto uno splendido lavoro. Così va. Interessante. A proposito appunto del essere stimolati, pensi che il sorriso, il saper ridere anche dei propri limiti e difetti è fondamentale per affrontare meglio la vita e superare le difficoltà? Sì, assolutamente, fondamentale. Fondamentale, ti aiuta tantissimo, aiuta ad attraversare. Io tutti i miei difetti, per esempio, io ero complessata, no? Per esempio per il naso, avevo sto naso grande ed ero da ragazzina ero molto complessata ed ero complessata anche per altre cose. E poi ho capito che se tu non cerchi di nasconderlo questo difetto, ma lo evidenzi e ci ridi su, anticipi gli altri, perché una persona timida che ha complessi, fondamentalmente di cosa ha paura? Del giudizio degli altri, di essere deriso, allora ridi prima tu e così li anticipi. È necessario l'umorismo è fondamentale nella vita, aiuta tantissimo, non risolve ma aiuta. Diego ci scrive, ora è molto nota e da tutti riconosciuta. Come vive e gestisce tutta questa notorietà? Guarda, è venuto tutto così naturale che io mi sembra, no, certe volte non riesco a credere che vado in una frazione, magari in montagna, sconosciuta, lontana e tutti mi riconoscono. Non mi sembra vero che stia succedendo a me, perché io mi sento esattamente come mi sentivo prima. Quando qualcuno mi riconosce per strada o una ragazza un giorno è uscita fuori dal bar, io aspettavo al semaforo, ero a piedi, è uscita dal bar e mi ha portato un cioccolatino. Sono cose che mi commuovono tantissimo, mi piace questa cosa, anche perché non è una cosa, sai, a livello nazionale che magari ti stressano i fotografi, le cose, è una cosa piccola che mi va benissimo. Mi sento bene, mi sento voluta bene, ecco questo, mi sento amata perché probabilmente perché amo. Chi ama poi è riamato e questa è una cosa che si sente ed è bello, mi sento bene.
Silvia ti vuole chiedere, hai mai pensato di scrivere un libro? Cavolo, è il sogno di una vita, perché da ragazzina, essendo timida e quindi non immaginando mai e poi mai di salire un giorno su un palco, io mi immaginavo scrittrice, perché mi sentivo qualcosa di artistico dentro, mi sentivo che volevo e sognavo, non mi piacevano, sai, orari di ufficio, padroni, cose abbastanza ribelle. E sognavo di fare la scrittrice, di scrivere da una spiaggia delle Hawaii, magari, perché dici la scrittrice la puoi fare da qualunque parte del mondo. Sognavo di girare il mondo e di scrivere. E invece è andata diversamente, ma comunque durante la quarantena io ho pensato seriamente di scrivere un libro, ho pensato anche al titolo. Lo avrei chiamato E venne chiamata Velelikeye, perché la mia storia somiglia molto a quella E venne chiamata Due cuori. Non so se voi lo conoscete quel libro, di questa, lo conosci tu? Questa Io donna, questa donna americana che ha conosciuto, ha avuto un periodo, ha vissuto insieme agli aborigeni australiani, nel deserto australiano, e ha vissuto proprio come loro, mangiato come loro, bevuto, e ha trovato questo popolo che sai, considerato selvatico, così, e ha trovato una civiltà ricchissima, molto a contatto con la natura, è diventata come loro per quel periodo. Poi è ritornata a casa e loro le hanno dato questo nome e due cuori, no? Quindi un cuore aborigeno e un cuore americano. Io mi sento così, un cuore friulano e un cuore lucano. E quindi venne chiamata Velelikeye, il titolo ce l'ho, ma probabilmente i tempi non sono ancora maturi, ma prima o poi lo scriverò. benissimo. E altra domandina, è più facile gestire un bar o stare sul palco? Sono difficili tutte e due le cose, perché gestire un bar è diventato soprattutto per le cose burocratiche, perché già la gente che è diventata esigente ha molte ordini diversi, sai, solo per un caffè ci sono 1000 opzioni, sapete, no? Macchiato freddo, macchiato caldo, d'orzo, il latte di soia, e tutte queste menate, qui ce n'è migliaia. E questo in tutte, non solo nel caffè, ma in tutte le ordinazioni. In più devi stare dietro alle carte, ai corsi, a commercialista, è molto molto difficile. E stare sul palco non è semplice perché devi tenere l'attenzione, far ridere, far passare il messaggio che vuoi dare. E non è sempre facile perché non sempre il pubblico è uguale, non sempre tu sei uguale. Quindi diciamo che comunque è andata bene come è andata, perché prima ho fatto il bar e poi il palco. È una cosa, come si dice, propedeutica, si può dire. Il bar ha aiutato, mi ha aiutato a salire sul palco. Non sono facili nessuna delle due, ma sono belle tutte e due. Adesso faccio io una domanda Dai, Moreno. che sì, non è insomma, oltre alla tua simpatia, è bello anche ascoltarti mentre racconti le cose. Sei tipo rilassante. Grazie. Grazie Moreno. Sì, Sì, sul sì, grazie. positivo, No, ti dico grazie perché pensa tu che la stessa cosa me l'ha detta Mara Maionchi quando ho partecipato al Talent. Italia Got Talent. Voi conoscete sta donna, no? È un vulcano. Sì. Ci puoi raccontare? È un vulcano di donna. E allora io sono andata qui a raccontare questi 4 minuti, ho raccontato appunto la mia storia di emigrante lucana e quando è stato il momento di dire la sua, lei ha detto: ma a me questa donna ha messo una serenità addosso, ha detto, una serenità che proprio... E io là mi sono messa a ridere perché ho detto, cavolo, fare la serenità a Mara Maionchi, come far ridere Friulani, non è scontato. Quindi, anche se alla fine il mio filmato non l'hanno mandato neanche in onda, anche se aveva avuto successo, io sono già contenta di aver messo serenità a Mara Maionchi. Per me io ho vinto il talent.
È bello questo, perché quando uno ti mette nervosismo è brutto, ma se ti sì. mette serenità, sei contenta. Sì, nel senso che metti a tuo agio le Sì, persone. anche questo dipende, sì, un po' dal carattere, un po' anche sempre dal bar, perché al bar devi ascoltare tutti e Sì, metterti sulla lunghezza d'onda di tutti, se vuoi lavorare, se no quelli se quello ne è vanno nel vero. bar di fronte, perdi clienti se no. Sì, se ne trasbattola. Se Vis- no la sbatola no, si squattro Moreno, Visto che ci hai raccontato un po' della tua esperienza televisiva, e anche il cinema ti interessa? Hai fatto anche altre esperienze oltre a quella che ci hai raccontato del talent? No, beh, in televisione ho fatto qualcosa qui con Udi News TV, ho fatto l'Isola di Catine, poi no, non tante esperienze televisive. Devo dire, allora, prima di tutto vi dico, a me piace il teatro, più di ogni altra cosa, perché cineprese davanti, schermi, cose, a me piace il contatto diretto con la gente, sentirli vicino, sentire lo scambio che c'è fra pubblico e attore, che è una cosa molto, uno scambio di energie, più il pubblico è caldo, più tu ti carichi, più tu ti carichi, più il pubblico ride, insomma è uno scambio, è un circolo virtuoso bellissimo. E cinema ho fatto un cameo in un film, La donna di picche, poi farò ancora una piccola parte in altri 2 film. Li faccio volentieri, però continuo a preferire il teatro, il contatto diretto. Pubblico. Un'altra domanda, esperienza di teatro per bambini? No, veramente no, però ho fatto non teatro, ma ho fatto, ecco, in televisione, su Telefiuli forse c'è ancora una bellissima trasmissione che si chiama Maman ed era rivolta ai bambini. Allora un giorno Daria, che adesso mi ricordo il cognome perché nella rubrica ce l'ho come Daria Maman, lei mi ha invitata e abbiamo parlato un po' appunto della lingua friulana, del dialetto. Per esempio gli ho detto, però io cane, da noi, cioè qui in Friuli si dice chian, cane si dice chian, però nel mio dialetto chian vuol dire chiane, vai piano, chiane chiane. Abbiamo giocato su queste cose qui. Mus vuol dire mus, qui vuol dire asino, da noi vuol dire muso, musetto, e invece mus si dice ciuccio e questo abbiamo fatto per i bambini. Però non ho altri. Ah, e poi ho fatto una lezione a dei ragazzi di 11 anni, che non sono bambini, sono ragazzi di 11 anni alla scuola di Maiano. Io ho fatto la lezione come professoressa Marta Ciaccola sul friulano che si interseca con l'inglese, con il francese. Questo ho fatto, un paio di cose così. Le fatte volentieri. Possiamo qui? Diego ci chiede, possiamo quindi dire che è la vita di tutti i giorni che dopo tutto porti sul palcoscenico? Possiamo proprio dirlo perché la vita offre 1000 spunti, se tu stai a guardare, cogli, sempre con la solita curiosità che abbiamo detto, con i sensi aperti, la vita è un teatro veramente. Certe volte succedono nella vita delle cose che anche nella più grande fantasia non avresti mai immaginato. Per esempio io che faccio ridere friulani, sempre quello. E quindi io porto sul palco la vita. Poi ogni tanto la vita chiede le royalties. Per esempio io porto sul palco spesso la Samantha che ha il comodon de petecione, che ha male al gomito e invece poi sono caduta, mi sono fatta male veramente il gomito e quindi ho pagato pegno alla vita. È così. È così. Ormai la vita è intrecciata col teatro. Un intreccio interessante. Sì. Attrici e attori comici si nasce o si diventa?
Oddio, certo un po' di predisposizione la devi avere, la devi avere. E poi si studia tanto, si fanno scuole di recitazione, che io non ho fatto perché la vita ha voluto così, però per me io ho fatto l'actor studio al bar, che il bar è un teatro continuo dalla mattina alla sera, è tutto improvvisato, eh. Devi essere pronto a gestire qualsiasi situazione. Però certamente c'è dello studio dietro anche, ma principalmente oh, è passata un'ora, il tempo è volato, oddio Dio. Bene, bene. Allora, così bisogna esserci anche un po' portati. Catina, e noi ti ringraziamo di questa bellissima chiacchierata che ci ha fatto vedere tutti i tuoi colori e ci hai permesso un attimo di curiosare nella tua vita e ringraziamo anche tutte le persone che ci hanno ascoltato e le invitiamo eventualmente anche a rivedere l'intervista che verrà comunque resa disponibile anche su YouTube nel canale della William. Quindi ci salutiamo e un arrivederci. Che grazie, Dici. grazie della chiacchierata. No, grazie a voi perché mi avete fatto delle domande splendide che non sempre mi fanno, sai, di solito sempre le stesse domande, invece voi siete andati proprio a scavare anche proprio le attrici che mi piacciono, le cose. Mi avete fatto delle domande bellissime, grazie, grazie a voi. Grazie a te, grazie. Grazie di Di cuore. nuovo, ciao a tutti. Ciao ciao.